Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a questa piccola live splash che è poi una risposta a un'amicizia che ha guardato il primo video. Nel social l'amicizia dice: ma se l'esempio è buono, se l'esempio è buono, si è fatto tutto il possibile, no? E purtroppo la pianta viene su storta. Allora, ci sono casi in cui spiegavo in altre pillole che ai tempi di Gesù Cristo e anche più là ai tempi di Salomone, tra i 12 e i 14 anni per gli ebrei, per quelle tribù di ebrei, che in quel momento lì non erano definiti ancora ebrei, popolo di Dio, ma erano 12 tribù, c'era l'usanza che a 14 anni, se il figlio, e lo ripeto, se il figlio di una famiglia che chiaramente in quel periodo erano numerosi perché non c'era la pensione statale, i figli erano la pensione, quindi c'erano famiglie di 10, 12, 14 figli che sicuramente ne moriva qualcuno in età giovane di patologie, ma il resto, gli altri 10-12, creavano poi il sostentamento per gli altri. Ma se il giovane a 14 anni disonorava il padre, veniva portato in piazza della tribù e lapidato vivo. Certamente quei tempi non ci sono più, i tempi non esistono più, almeno ufficialmente non esistono più in Occidente, non so se in alcune altre parti del mondo esistono ancora queste leggi, ma chiaramente il secondo che vedeva il primo lapidato, l'asino non lo faceva più, il rimbambito non lo faceva più, il bimbo minchia non lo faceva più, perché visto il primo, come diceva Mao, colpiamone uno per insegnare a 100. Il discorso è molto semplice. Oggigiorno i figli sono come delle spugne, assorbono. Quando manca la figura paterna che guida, i figli, che lo vogliamo o no, si fanno, tra virgolette, invadere la propria mente, perché oggigiorno la guerra si fa nella mente, si è sempre fatta nella mente, ma oggigiorno in modo ancora più peculiare viene invasa da altri. Allora il ragazzo viene a casa da scuola e pensa come il vicino di casa, come l'amichetto che a scuola magari ha il carattere più forte, e via dicendo. Ma questo presuppone anche che nel DNA ci sia una forte dose non diciamo di un timone storto, ma molto probabilmente una fetta la fa il DNA. Quindi una volta, come ho spiegato, ma non solo nelle tribù ebraiche, no? Venivano lapidati a 14 anni, si faceva in fretta. Oggigiorno, no? Sono nati psichiatri, psicologi, le pastiglie e via dicendo. Il problema è grave perché si parte dal presupposto, come ha chiesto la mia amicizia, ma se l'esempio è valido, purtroppo di esempi validi ce ne sono pochi, no? Ma ipotizziamo che ci siano degli esempi validi. Beh, allora, se il ragazzo ha un padre che è un Marines, che è un bravissimo esempio, se ha una madre stellare, allora ci sono due casi. O in un momento in cui si era distratti, qualcuno è entrato nella mente del ragazzo perché non è stato occupato da insegnamenti validi, oppure parte tutto dal DNA. E il DNA, l'ho già spiegato in altre pillole, per chi mi segue sa, è un mondo di cui noi non possiamo anche non appartenere, mi spiego bene. Cioè, noi possiamo avere avuti degli antenati che erano dei disgraziati e il loro DNA era la loro targa. Vuoi che magari per un colpo di fortuna noi non siamo stati intaccati quel DNA, non ci riconosciamo in quell'antenato, ma vuoi che quel DNA ritorni magari con un figlio, un nipote, la classica pecora nera della famiglia. Questi casi ci sono in cui magari due persone si sposano e nel figlio che è sempre stato controllato o nella figlia che è sempre stata controllata escono degli atteggiamenti che aveva o il nonno o la nonna che magari è morta alcolizzata, che magari insomma aveva una vita difficile e l'ha resa difficile a chi gli sta vicino. E infatti né il padre né la madre magari riescono a riconoscersi in questo frutto. In quei casi lì, al di là di usare il sistema ebraico che chiaramente è fuori legge, no? Perché gli ebrei lo facevano 2000 anni fa.
c'è ben poco da fare se non, prima di tutto, prendere questo circuito, mettersi, e guardate la pillola di questo circuito, per poter avere la forza, se il Signore vi dà la croce, di poterla portare. Guardate, vedere questa pillola di questo circuito, perché in quel caso lì bisogna una grandissima forza, una grandissima passione. Può capitare anche il caso in cui magari la mamma è divorziata, si porta due figli che hanno praticamente il DNA della suocera, che non c'entra niente con... E praticamente la mamma è stata quasi una mamma surrogata, perché poi col marito l'ha sbattuto fuori calcestruzzo, gli sono rimasti due figli e questi due figli non rappresentano la mamma o il carattere della mamma o gli elementi base mamma, ma rappresentano praticamente le spurie peggiori della suocera. E infatti questo figlio possono succedere queste cose qua. Allora, prima di tutto rinforziamo la famiglia, si possono fare dei riti propiziatori per la famiglia e si possono fare delle d'agide per il ragazzo, però non è garantito il risultato per il semplice fatto che non si può trasformare una tartaruga in aquila, no? Il problema esiste, si possono fare pulizie, si può arginare la problematica, però può capitare che una persona si sposi con un'altra e nel tempo esca il DNA della suocera o il DNA del suocero che è stato un disgraziato. E quindi è chiaro che poi nascono i divorzi perché chiaramente non si riesce più a riconoscere in quella persona che si è sposato la persona che si credeva di incontrare. Però questi sono casi rari per il semplice fatto che la maggior parte delle persone è gente per bene. Gli ebrei risolvevano in un modo. Oggigiorno la psicanalisi, la psichiatria, la psicologia cercano di arginare queste problematiche, ma la problematica di base è che se i genitori ci mettono tutto, sputano sette camicie, o è stato invaso la mente del ragazzo in un momento in cui i genitori dormivano, erano in cantina, no? Oppure è una reminiscenza di un DNA, magari di un antenato, che magari neanche si conosceva e purtroppo lì c'è ben poco da fare. Si può arginare con una dagine, con dei riti propiziatori, ma più in là non si può fare. Il marietto vi consiglio di usare questo circuito, certo per rinforzare la famiglia in toto, no? Per dare la forza cristica al genitore che si deve portare questo peso, proprio perché non riconosce certe azioni del figlio, perché non appartengono a lui. E questi ci sono questi casi qua, non bisogna escludere. Gli ebrei risolvevano in modo. Io ho un'esperienza di una partita a scacchi da piccolino, in cui il Marietto ha giocato contro un signore anziano. E questo signore anziano, io non sapevo la portata e la dimensione di questo signore anziano, io ho 13 anni. Questo signore anziano, io non sapevo che nella sua nazione era stato il campione nazionale di scacchi. Mi ha fatto una mossa e da quella mossa io ho perso e si è fatto mangiare il secondo pezzo più importante della scacchiera. E lei mi ha spiegato che alcune volte in guerra, per vincere la guerra, bisogna sacrificare il secondo pezzo più importante. Quindi ognuno ne deve trarre le proprie conseguenze. Se magari siete in cinque in famiglia e uno ne combina più di Bertoldo, è sempre in galera, è sempre di qua, è sempre di là, sostenere uno che poi va a fare. A un certo punto bisogna prendere delle considerazioni appena diventa maggiorenne. Ma questi sono casi estremi, no? È inutile fare il padre Pio o la madre Teresa di Calcutta quando neanche per salvare, per cercare di mantenere uno status di uno, ne cadono in disgrazie quattro. Poi lì sta a coscienza di ogni persona, dipende quanto. Però questo è sempre prodotto da un DNA che magari non si conosce nemmeno perché magari di un antenato che neanche si è mai conosciuto. Bene, cari amici, io vi lascio con questi due circuiti e vi spiego che al massimo si può utilizzare la Dagida e qualche rito propiziatorio per cambiare la direzione. Grazie e alla prossima, ciao!